Il Veneto è la seconda regione d'Italia dove le imprese investono nell'arte e nella cultura. Questo è quanto emerso dallo studio Economia della bellezza, realizzato nell'ambito di IFIS Art dall'ufficio studi di Banca IFIS e presentato giovedì 30 a Villa Fürstenberg di Banca IFIS a Marocco, alle porte di Mestre. Oltre 700 sono le imprese italiane che investono in arte e cultura e il settore bancario è il più vivace. Cesare Biasini Selvaggi, curatore scientifico della giornata studio e del progetto IFIS Art, racconta, dati alla mano, i risultati dello studio. Oggi abbiamo presentato a Villa Fürstenberg, sede della direzione generale di Banca IFIS, il nuovo rapporto dedicato all'economia della bellezza. Per la prima volta l'ufficio studi di Banca IFIS ha donato a tutti uno studio sui numeri alla mano, i numeri delle camere di commercio, dei bilanci delle aziende che hanno scelto l'arte e la cultura. I dati sono entusiasmanti perché possiamo dire oggi con numeri, quindi con dati oggettivi, che le imprese italiane che scelgono arte e cultura sono più competitive e più produttive rispetto ai loro pari che non scelgono questo. Addirittura di 1,4 volte in più, 3 volte nel caso delle banche. Il Veneto, da questo punto di vista, è ancora una volta una locomotiva per l'Italia perché sono tante le imprese venete, quindi anche le piccole e medie imprese, le PMI, che scelgono l'arte e la cultura, spesso ospitano artisti e artiste in residenza, ad esempio adottando il progetto Alchimie Culturali di Confindustria Veneto. Per Banca IFIS questo non è soltanto un argomento di studio strategico, ma è anche un modo per confermare il proprio percorso all'interno dell'arte e della cultura nella propria azienda, perché ormai da più di un anno è partito il progetto IFIS Art, che è rivolto a tutto il mondo. Parte dal Parco Internazionale di Scultura di Banca IFIS proprio qui a Mestre, a Villa Fürstenberg, ma è anche rivolto ai dipendenti che qui trovano nel parco, attraverso il dialogo con tanti artisti e artiste, la possibilità di cambiare continuamente i propri punti di vista, e questo vuol dire poter innovare la propria attività lavorativa tutti i giorni, ma anche poter avere più strumenti per leggere la complessità del nostro tempo.